modo perché dietro ci sono degli allargati notarili in cui curiosi perché si chiama pactum cluge, dal punto di vista giuridico il patto viene fatto tra persone o enti dello stesso livello, quindi qui comincia per dire quando vanno a ratificare questo patto vanno a Rivo Alto, Venezia ancora non esiste, e quindi tra Chioggia e Venezia, Rivo Alto, viene rinnovato questo documento. Cos'è? È un triplice documento, una delega, la riproduzione dell'antico patto e la ratifica del Doge. Perché cosa succedeva nel Medioevo durante le invasioni barbariche? Era tutto in legno, facilmente i documenti andavano perduti. Allora, i documenti perduti venivano ratificati dal Doge, previo giuramento di chi chiedeva la restituzione del documento, eccetera. Allora qua la prima parte viene descritto il Chioggia Maior e il Chioggia Minor si riuniscono per andare per delegare il sindaco di Chioggia presso la corte del Doge di Venezia Rivo Alto per ratificare l'articolo 4 dell'800